Bene, io adotterò un mio metodo personale. Prima leggerò il testo di questa poesia di Quasimodo, Alle fronde dei salici, così per far sentire un po' il linguaggio, i temi, la musica. Poi fornirò una serie di specificazioni, di osservazioni, di note e poi dopo alla fine rileggerò la poesia, diciamo così, fidando che il bagaglio di nozioni possa servire a chiarire e a illuminare. Alle fronde dei salici. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. La poesia che ho letto, Alle fronde dei salici, è di Salvatore Quasimodo, nato nel 1901, che poi nel 1959 vinse il premio Nobel per la letteratura, un premio che ha avuto discussioni, polemiche anche in Italia. E Quasimodo comincia a scrivere poesie negli anni 20 e 30 e diciamo risulta essere più o meno uno dei maggiori poeti di quella tendenza che è chiamata ermetismo. Ermetismo era il modo tipico di fare poesia anni 20 e anni 30 e si puntava su una poesia pura, rarefatta, rinchiusa in se stessa, lontana dalla cronaca e dalla realtà, una poesia proprio topicamente individuale. E ermetismo significa anche oscurità, e una delle accuse che venivano rivolte a questi poeti era proprio di essere ermetici, cioè oscuri. Diciamo che questi poeti guardavano in primis a Ungaretti, poi in parte anche a Montale e altri autori come Bigongiari, come Alfonso Gatto, Betocchi. Diciamo che era un clima generale e in molti di questi autori c'era un mito di origine, un mito ancestrale. Nel caso di Quasimodo era questo mito dell'infanzia, i colori, i suoni, i sapori di un'infanzia vissuta in Sicilia. E con la guerra cambia radicalmente il clima, cambia anche il modo di vedere le cose. Lo stesso Quasimodo, anni più tardi, ha fatto questa osservazione che vale per molti autori, oltre che per lui. La guerra muta la vita morale di un popolo e l'uomo, al suo ritorno, non trova più misure di certezza in un modus di vita. Quindi proprio il salto epocale. E questa poesia è stata pubblicata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, edizioni di costume, una rivista, e l'anno dopo era la poesia che apriva la raccolta giorno dopo giorno, che ha segnato proprio questo passaggio dall'atmosfera tra le due guerre all'atmosfera dopo la Seconda Guerra Mondiale. In sostanza, in questo testo che abbiamo letto, Quasimodo conferma con dolore profondo
lancinante che durante i mesi drammatici, gli anni della guerra, non è possibile più fare poesia. Diciamo che è una testimonianza di silenzio quella che ci propone, e questo tema di come si possa o non si possa fare poesia dopo l'esperienza drammatica della Seconda Guerra Mondiale, dei campi di concentramento, di sterminio, del coinvolgimento della popolazione civile, è un grande tema che anche a livello, diciamo così, filosofico, no? Adorno, il filosofo Adorno dirà dopo Auschwitz non è possibile più fare poesia. In realtà si potrebbe rispondere, come dire, empiricamente dicendo che anche dopo Auschwitz si sono continuate a scrivere poesie, anche oggi si continuano a scrivere poesia, ma l'interrogativo di fondo drammatico resta. La poesia si apre come se fosse parte di un discorso già cominciato. Come potevamo noi, come potevamo noi cantare? Poi servono una serie di immagini, diciamo così, di cose, di oggetti, cuore, i morti, l'erba. Poi dopo si passa a un altro ordine di cose, di immagini, e noi in filigrana vediamo le immagini che in qualche modo partono da riferimenti alla Bibbia, l'agnello sacrificale, la crocefissione, pensiamo naturalmente ai partigiani uccisi e crocefissi appesi al legno. Ecco, in questo quadro quasi in modo ribadisce che le cetre erano appese, cioè non si poteva fare poesia. E il riferimento biblico, che è molto suggestivo e dà un allargamento, come dire, storico, è importante anche per vedere la differenza, perché gli ebrei, che secondo questo salmo sono in realtà in esilio in terra di Babilonia, qui la situazione è diversa e forse più drammatica, perché sono gli stranieri, il piede straniero sopra il cuore, i tedeschi nel caso, che sono venuti qui in patria. E è questa, ripeto, una dichiarazione di silenzio, con la constatazione che dopo questi eventi, come anche a livello teorico Quasimodo ha ribadito, non è più possibile fare poesia allo stesso modo degli anni 20 e degli anni 30. E adesso rileggerò la poesia di Quasimodo, Alle fronde dei Salici. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei Salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.